Amici, buongiorno, la segna stampa di oggi, notizia del Polesine, offerta dall'Associazione Promozione Italia e Made in Polesine. Sponsor della puntata di oggi, Drone Tex, servizio ispezione tetti con drone. Voce di Rovigo, centinaia di milioni per sistemare le case popolari. I comuni del Polesine si associano per concorrere ai bandi davvero ricchi. Badia Polesine, che è anche la capofila, Bergantino, Lendinara, Occhiobello, Stienta, Ficcarolo e la Regione Veneto per partecipare al programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare. I progetti dei comuni saranno valutati sulla base di criteri come il consumo del suolo pari a zero tramite il recupero di aree già urbanizzate e naturalmente soluzioni ecosostenibili. Adria, frazione di Valliera, associazione Parco al Decollo. Gode di un finanziamento dell'8 per 1000. Don Fabio dice segno concreto di beneficio a tutta la comunità. Tra gli scopi, cura del santuario Madonna dell'Autista, dei servizi religiosi, gestione dell'area parco a fianco della chiesa e attivazione del circolo ricreativo nell'ex bar Acli. Adria, un momento di raccoglimento alla panchina rossa dedicata a Giulia. Una mimosa per Giulia, strangolata a 23 anni da chi doveva amarla. Il fatto delittuoso, la giovane mamma strangolata dal marito nell'ottobre del 2019 che ha sconvolto tutta la comunità adriese e quindi una mimosa per ricordare tutte le donne vittime di violenza fisica, morale e psicologica. Rovigo, incendio all'ex Ilcea, mobilitati i soccorsi, vigili del fuoco, SUEM, polizia locali e questura sul posto. Un denso fumo nero ha iniziato a fuoriuscire verso le 14:30 dal capannone dell'ex stabilimento Ilcea, affiancato su via Don Milani. Rovigo torna alla campagna informativa Questo non è amore, il camper arriva in centro. La Polizia di Stato, nell'ambito della campagna informativa Questo non è amore, lanciata a livello nazionale contro la violenza sulle donne, erano presenti ieri in centro a Rovigo con il camper. Il veicolo è espressamente pensato per fornire un ambiente d'ascolto protetto per persone che decidono di sfruttare questa opportunità per chiedere aiuto. Badia Polesine, durissimo atto d'accusa dei sindacati alla gestione della Casa del Sorriso che va verso l'esternalizzazione di almeno 2 nuclei. 338.000 euro e tanto ammonta il buco di bilancio della Casa del Sorriso. Da Rovigo oggi, il comune di Adria individuerà spazi nei cimiteri per coloro che professano altre religioni. Un impegno preso dall'amministrazione comunale e dato in carico agli uffici comunali per rispettare quella che è la libertà di religione sancita dalla Costituzione. Dal resto del Carlino di Rovigo, le imprese rosa colorano di speranza a Rovigo. Giornata della donna, i dati della Camera di Commercio, le aziende femminili sono il 24,2% del totale, l'incidenza più alta della media regionale. I settori dove si registrano più attività sono quelli dell'agricoltura, il commercio e gli altri servizi. Commercio e agricoltura però sono i comparti dove si registrano le contrazioni più rilevanti in termini assoluti rispetto al 2019. Portotolle, omaggiate le storiche attività al femminile del comune di Portotolle. Alla premiazione sono intervenuti il prefetto Maddalena De Luca e il consigliere regionale Laura Cestari. Dietro ogni donna c'è una storia di grandi sacrifici e di impegno per coordinare le esigenze lavorative con quelle familiari, ha commentato l'assessore alle attività produttive Tania Bertaggia. Occhiobello, futuro dell'outlet, iter agli sgoccioli. Il sindaco Coizzi annuncia a giorni si potrà acquisire l'immobile e finalmente avviare i lavori. Al termine dell'iter giudiziario, che si concluderà presto, gli investitori potranno acquisire l'immobile e finalmente avviare i lavori per la rigenerazione del complesso. Grazie per i vostri ascolti, vi ricordiamo che tutti i giorni alle 11:50 e alle 14 siamo su Radio Diva sulle frequenze 94 e 100 e come sempre è un piacere stare con voi. Ciao ciao!